sei qui. Ciao. Allora, oggi domenica 10 giugno 2018. Ho detto una pazzia, ho detto vado giù al mare e sono arrivato. Aveva un po' tardino perché stanotte sai com'è andata. Quindi che dire, ho fatto una mangiata ieri. Allora, sono qui al lido di Jesolo, tranquillo il villaggio Marzotto. L'acqua è calda, ho fatto un bel bagno, poi rifaccio un secondo bis, ovviamente merita. E non c'è tanta gente qua, almeno in questa zona è sempre tranquillo. Il primo bagno estivo questo della stagione, che è venuto qua anche domenica scorsa, ma l'acqua non era che era proprio caldissima. Poi prima tintarella, ovviamente c'è già la moto che contribuisce. Ci sono dei signori qua che mi stanno guardando, però vabbè, dai, dico, è matto questo. Signore. Tanti adesso stanno andando via, tanta gente. Perché parlando anche del traffico, prima c'era un casino e non ti dico, la colonna da Jesolo fino lì al paese, dopo anche un tratto verso Treviso, erano già tutti incolonnati, però il problema per noi motociclisti non esiste. Vabbè, dai, ti saluto, dopo vedrai anche il bagno che ho fatto. Un'altra ora di mare, un po' di spiaggia.
Comunque la passeggiata ho già fatto quasi mezzo chilometro, perché ogni casetta sono 250 metri. Questa qui è il numero 27, adesso vado verso la 28. Che tranquillità oggi, veramente. Tanto sono già messi in viaggio in macchina, da incolonarsi, ma con la moto arrivo prima. Tranquillo, proprio zero, non c'è proprio nessuno qua. No. Il mare è un po' agitato oggi, un po' di alghe. Bene, proseguo alla mia camminata di 5 km orari. Vedi che furia oggi mare. Domenica scorsa non era così, era più calmo, era. Proseguo. Giornata è terminata, ho una fame boia, posso dirlo, perché mi sono bevuto un caffè e basta. Oggi è un po' dura, però ce la faccio, dai, resisto. Dopo semmai stasera una bella orata, spaghetti, frutti di mare e semmai a ben. Oh sì, che dire, 7:30, ho passato una bella giornata anche oggi, contento. Meglio di così non posso pretendere. Nessuno mi rompe le balle, sto bene. È un po' stanco perché ho camminato 1,5 chilometri, mi ho fatto una bella nuotata oggi. Ho fatto anche lì appunto 250 metri alla boa, poi sono andato un po' al largo, acqua caldissima, pulita, e ho trovato anche una bella medusa. Che dire, basta, adesso faccio una doccia e dopo parto. Un'ora e 10 sono a casa, neanche. È la fortuna avere il mare vicino. Ti saluto e alla prossima. Ciao ciao da Alberto. Ciao. Piazza Mazzini, c'è lo street food, questo non lo sapevo. Capita per caso, guarda, veramente, perché guarda che roba. Qua adesso mangio qualcosina, c'ho una fame boia sinceramente. Bella serata, qui c'è il mangiare americano, qua hamburger, robe varie, però poi c'è anche la macchina lì, vedi, guardala. Una bella domenica, una bella serata anche, non è male. Ma ho mangiato, sono qui sempre a Piazza Mazzini, vedi, scorre Aquileia davanti a me, la carne che lì cuoce, guarda lì che costatona che c'è lì, quella polenta, qui c'è la legna e qui c'è tutto i vari stand qua dove mangi. Non è male però, come sono vedere. Solito. C'è anche il toro qua, che bello. Birra bevo dopo, adesso no perché devo guidare. Qua ci sono i country, qua cosa fanno? Sì, Country Beach Festival, bello, guarda lì. Ora qui lei è l'hotel Beach Palace. Un saluto a tutti da Alberto Albe e statemi bene. Ciao!